La Tor Tre Teste supera di misura un gigantesco Spes Montesagro grazie alla splendida giocata di Traunini. La squadra dei massimi che abbandona le finali a testa altissima, i rossoblù di Buffa invece giocheranno il quarto di finale domenica prossima contro la Vigor Perconti. Pronti via e squilla subito la squadra di casa con Ilari. Fulmine dentro l'area, para Giudice in 2 tempi. Al 9° minuto stappa il match. La splendida punizione di Traunini è 1-0 e 15° centro stagionale per il numero 10 di Buffa. Da qui in poi la Tor Tre Teste difenderà solo e attaccherà pochissimo. Lo Spes Montesagro prende le redini del campo e alla 17° prova con Vignarelli che mette dentro, il pallone subisce una serie di rimpalli e termina tra le braccia di Orecchioni. La difesa della Tor Tre Teste chiude bene gli spazi e allora lo Spes ci prova da lontano con Ciliberto. Para Orecchioni e 1 minuto dopo Rossi tocca per Paterno che controlla e bomba da lontano. Orecchioni, bravissimo a rifugiarsi in out. Nella ripresa sono sempre gli ospiti ad attaccare. Buonafede si libera bene del difensore, mette dentro per De Santis, si alza il muro rosso-blu, si rimane sull'1-0. Al 7° minuto ci prova Tommaso Proietti direttamente da calcio d'angolo, la sua traiettoria seppur insidiosa termina di pochissimo alto. Torna a farsi vedere al 17° la Tor Tre Teste. Palombi cavalca sulla destra, mette dentro, lisciano tutti. Aielli è tutto solo, indirizza troppo debolmente, para Giudice. Bianchini appena entrato, uno sguardo in mezzo, crossa dentro per Buonafede che per un pizzico non riesce ad impattare il pallone. Orecchioni esce ed esce anche bene. Buonafede sarà il protagonista anche della prossima azione. Su calcio di punizione, cross dentro, Torre, il numero 2 di Massimi non riesce ad inquadrare la porta. All'ultimo respiro, tutti dentro. Su calcio di punizione, Leoni tenta la fortuna, la difesa rosso-blu libera male, poi Leone è l'ultimo a toccare il pallone del match, ma l'arbitro fischia alla fine, finisce 1-0.